È un momento di grande euforia a Polesella, il comune all'estremità sud della provincia di Rovigo, primo in classifica nel girone A della Serie C femminile. Gli obiettivi sono molto chiari, come ci spiega il presidente Giuliatti. Il nostro obiettivo di quest'anno sicuramente era quello di eguagliare il risultato dell'anno scorso, minimo, però il nostro obiettivo è di vincere il campionato, ecco. O direttamente o anche tramite playoff. Alla guida tecnica della squadra, per il quinto anno consecutivo, c'è Giorgio Zamara, che riparte dal terzo posto dello scorso anno. Io posso dire tranquillamente che l'anno scorso è stata una stagione positiva, quindi non mi devo lamentare, abbiamo subito qualche infortunio, purtroppo sono cose che succedono, il terzo posto ci è andato bene. Quest'anno la società ha chiesto di migliorare il posto dell'anno scorso, quindi vorrebbe dire arrivare al minimo secondi, ci proviamo. Ma andiamo a capire quant'è cambiata la capolista Polesella, con l'intento di spiccare il grande salto. L'organico diciamo che nel titolari è cambiato per 3 sesti, uno è un ritorno, la Monteleone, che per motivi di lavoro l'anno scorso ci ha abbandonati e anche per un infortunio ci ha abbandonati alla sesta partita, abbiamo cambiato l'opposto, la Bolognesi è un ottimo acquisto e ci troviamo ad avere una squadra cambiata per 3 sesti, poi l'organico si è ringiovanito a livello di panchina. Diciamo che stiamo lavorando perché l'organico sia più affiatato possibile. Una delle giocatrici di punta del Cattozzo Polesella è Ketty Monteleone, che sale in Veneto il venerdì per un allenamento e per la partita. Da 2 anni sono qui nel Veneto perché lavoro in polizia di Stato, però al momento sto frequentando la scuola. Spero di avere come destinazione appunto il Veneto, così riesco a continuare a giocare in questa società. Anche le giocatrici sono consapevoli che questo deve essere l'anno buono per il Cattozzo Polesella. Dopo la stagione dell'anno scorso, che è stato mancato la promozione, l'obiettivo principale di questa stagione è appunto la promozione in B2, speriamo di raggiungerla, per il momento la strada prosegue, sta andando bene. L'entusiasmo a Polesella non è solo della società, ma di un paese intero che segue la pallavolo da 30 anni. C'è una grande tradizione di volley qui a Polesella, ormai la squadra femminile è quasi 30 anni che fa attività, ha disputato campionati importanti, prestigiosi sia a livello regionale che a livello interregionale. Quest'anno, come ripeto, insomma, hanno questo importante ruolo di essere la squadra di più alto livello della provincia. Le possibilità per arrivare e mantenere la B2 non mancano. La mia speranza intanto è che quest'anno si riesca a fare il salto di categoria, so che la società l'ha programmato con grande fiducia e con grande impegno. Non bisogna dimenticare anche il supporto di sponsor come Cattozzo SPA che dà un grosso contributo per fare in modo che questo sogno sia possibile. Io mi auguro che vedendo i risultati tante altre società, tante altre aziende possano supportare l'attività dello sport a Polesella, perché secondo me la B2 è un sogno possibile ma anche un campionato realizzabile e fattibile. A proposito, Cattozzo SPA è il nuovo sponsor di denominazione, primo sostenitore della capolista Polesella. È qua nel vicino del paese, è un'azienda che lavora a livello mondiale e devo dire la verità, ci sta dando una mano e ha creduto in me, ecco, e nella nostra società e gli stiamo dando anche un buon frutto. Ecco. Tutto prosegue senza intoppi dunque, a Polesella le cose vanno bene e l'intento è di mantenere questa armonia fino a fine stagione. Devo dire la verità, quest'anno la squadra gira bene, c'è stata un'amalgama molto buona. Gli acquisti che abbiamo fatto sono stati azzeccati perché fino adesso stanno dando dei risultati e meglio di così non ci poteva andare. Ecco.